Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto. Per quanto riguarda gli appuntamenti con Enzo Cattaruzzi, come avete visto ci sono delle novità, la trasmissione non è più speciale Friuli TV ma bensì mixed, parlare di politica che continua a muoversi ma soprattutto a livello locale è sempre più in fermento, visto che Enzo Cattaruzzi entra subito, come si dice, in scivolata. Domani intorno alle 11:30, alle 12 sapremo insomma il futuro di Pietro Fontanini, perché pare, salvo colpi di scena, che domani ufficializzerà la sua ricandidatura per un tentativo bis per quanto riguarda lo scranno superiore di Palazzo Daronco a Udine. Dunque, buon pomeriggio Enzo. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie a te caro Omar. Naturalmente sì, la notizia del giorno che era anche attesa, e si dice che Fontanini praticamente ha preso in contropiede tutti, specialmente la sua maggioranza che l'ha riunita e quindi l'ha vincolata alla sua candidatura, ha spiazzato un po' anche le opposizioni che sono ancora alla ricerca di un candidato, ovvero c'è questo batti e ribatti tra Venanzi e l'ex rettore dell'Università di Udine, ma insomma mi pare che lì le cose sono ancora in alto mare. Ecco. È certo che Fontanini domani scioglierà la riserva, la scioglierà in un luogo, come si dice, simbolo, perché dove lui ha chiuso la campagna elettorale l'altra volta, ricomincia un po' il suo percorso, un percorso che certamente sarà un percorso concreto, quindi l'uomo vedremo cosa ci dirà domani. Secondo te Fontanini ha fatto un po' di sondaggi nelle ultime settimane e probabilmente, vista la situazione di stallo per quanto riguarda il centro-sinistra, come hai detto tu giustamente, non c'è ufficialmente un candidato sindaco perché c'è ancora questo, diciamo così, questa sorta di studio, no? Fra i due eventuali tre candidati. Probabilmente ha detto prendo la palla al balzo, ho le probabilità, ho le possibilità probabilmente di riconfermarmi nel ruolo di sindaco. Anche sappiamo che i sondaggi sono una cosa, però sentendo insomma la gente, almeno quello che si sente a Udine, non è che sia così ben visto. Però tu mi insegni che l'altra volta lui ha fatto i punti fondamentali, li ha fatti fuori le cinta murarie di Udine, perché lì è stato il punto decisivo, no? Ma io sono convinto che Fontanini ha fatto negli anni un'alleanza un po' con le periferie. In che senso? Nel senso che ha fatto dei lavori, ha fatto lavori che per tanto tempo non venivano fatti in questa città di Udine e per cui è andato al sodo, è andato a vedere cosa si aspettava la popolazione, cioè i servizi. Poi è chiaro che quando ci si guarda sempre. Ecco, un attimo, vediamo se torna. Di via Mercato Vecchio, insomma, un posto dove è disabitato, perché certo. lo sai benissimo, ci sono banche, ci sono negozi, ci sono bar, però non c'è la gente che vive, la gente vive nelle periferie, no? E qui lui ha dato dei servizi. Devo dire anche che la questione dei rifiuti solidi urbani, che è stata all'insegna della polemica di molte opposizioni, beh, alla fine forse lo pagherà, perché alla fine la gente, anche quella che era più scettica, in qualche modo sta vedendo che i servizi vanno. Sì, ci sono ancora delle criticità, come in tutti i paesi, in tutti i comuni, no? La gente maleducata esiste dappertutto. Poi ci sono i problemi dei condomini, questo è evidente. Certo. Però sta ponendo delle basi molto importanti. Ora, senti, tu hai detto una cosa importante, no, all'inizio. Ha preso in contropiede anche un po' la sua maggioranza, nel senso che già si vociferava
all'interno soprattutto di Fratelli d'Italia, che avrebbe schierato Calato Lasso per il sindaco. Questo praticamente è da rivedere un po' tutto quello che accadrà soprattutto nel centrodestra, no? Perché se nel centro-sinistra è un vecchio adagio, no? Se Atene piange, Spartano ride o viceversa. No? Sì, però questo è vero, ha preso in contropiede anche la sua maggioranza, perché non ci nascondiamo che c'erano molti appetiti, soprattutto di Fratelli d'Italia, perché il trend che si ritrova in questo momento cerca di trasporlo anche nelle amministrative. Io credo che non sarà proprio così molto semplice, perché anche le scelte del governo in qualche modo, non queste che hanno fatto adesso, che erano un po' scontate nel modo di vedere, ma quelle che verranno fatte in primavera con una manovra sicuramente supplementare, quelle incideranno molto sulla vita delle persone. E per cui evidentemente il Fratelli d'Italia sta aspettando anche di avere un leader qui in regione, no? È chiaro che la poltrona di Federica per ora non si tocca, salvo colpi di scena, come mi insegni tu, e quindi Udine era un po' la parte, diciamo, più debole in questo momento. Senti, i rumors, a proposito, i rumors, diciamo così, gente che parla a telecamere spente, no? Tanto per essere chiari, tu mi insegni che i luoghi migliori per capire le cose, come funzionano a livello politico, sono le vecchie osterie, no? Dove puoi parlare liberamente anche con i responsabili di partito e capire, cercare anche carpire da loro un po' la situazione. Sembra, almeno così per sentito dire, ecco, senza fare nomi e cognomi, che a questo punto, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, tu hai detto manca un referente, un leader, perché pare che l'onorevole Rizzetto, che fino adesso è il segretario regionale, però ormai preso il posto a Roma come presidente di commissione, automaticamente non si vedrà più da queste parti, se non nel periodo, insomma, della campagna elettorale. Dunque c'è da capire chi gestirà effettivamente Fratelli d'Italia, in particolare per quanto riguarda i candidati che dovranno andare eventualmente la lista di Udine e quelli che dovranno poi pesare, come si dice, sulla bilancia un domani quando si dovrà fare la giunta, no? Ma certamente Fratelli d'Italia è un partito organizzato, l'ho dimostrato anche quando era nelle sembianze di Alleanza Nazionale, anche prima, quindi su questo farà uno screening sicuramente importante. Certamente ci saranno tanti che saliranno sul carro del vincitore e ci sarà anche una campagna acquisti. Non dimentichiamo che a Udine non è che hanno trovato un buon stare, come si dice, no? Hanno dovuto andare sicuramente a rispolverare vecchie volpi che in qualche modo conoscono molto bene Udine e quindi col vento in poppa tentano di avere la maggioranza anche nella futura amministrazione, no? Come dire, Fontanini può vincere, può governare, ma attenzione, ci siamo anche noi che avremo dei numeri diversi. Questa è l'idea di Fratelli d'Italia, che comunque sia sta andando avanti con calma, con tranquillità, perché sa che non può sbagliare. Certo, anche perché, come hai detto tu, giustamente, se muovi una pedina sbagliata rischi di fare cadere. Poi abbiamo visto che in passato sia Renzi sia gli altri partiti la Lega stessa, no? Ha fatto queste montagne russe dei consensi, e quindi Fratelli d'Italia, che è un partito organizzato e comunque viene da una tradizione, insomma, illustre, sta cercando di non sbagliare un colpo, perché sbagliando Udine si riverbera anche sulla regione. Non dimentichiamo, si vota Udine e la regione insieme. Quindi è un test importantissimo di livello nazionale, senz'altro, perché la leader del Presidente del Consiglio ritiene, almeno da dichiarazioni fatte in campagna elettorale, mi ricordo che dopo il Lazio il Friuli è la terra più interessante per il partito di Fratelli d'Italia. E insomma adesso vedremo dalla teoria alla pratica, come si dice in questi casi. Senti Enzo, io ti ringrazio, il nostro tempo a disposizione è stato più che sufficiente, perché abbiamo messo tanta carne al fuoco, come si dice in questi casi, e sicuramente tra una settimana, quando ci rivedremo, ci saranno ulteriori novità, perché in politica tutto è possibile e niente è impossibile, no? Sì, credo che dall'altra parte dovranno organizzarsi, perché insomma il caos che si è generato, lo smarrimento anche nell'elettorato del centro-sinistra non può perdurare, perché altrimenti ci sarebbe una elezione, come si dice, un po' falsata, insomma, no? La gente si aspetta una gara vera e propria.
Bene, grazie Enzo Cattaruzzi per il punto settimanale per quanto riguarda Mixed, dunque la politica in generale. Grazie a voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. L'informazione chiaramente su friulitv.net continua tra un paio di minuti con l'edizione del web giornale del pomeriggio, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Come si dice dalla lontana provincia dell'Impero, mandi e alla prossima. Mandi. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti